Amici di Sportisili, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per la terza giornata di campionato Serie C2 Girone A che vede scendere in campo i padroni di casa del Club Olimpia contro il Palermo Futsal Club. Vediamo subito le due squadre schierate in campo con il signor Armanno che sta infatti facendo procedere le due formazioni, in particolar modo i rosanero verso i padroni di casa con le strette di mano, batti 5 anzi per essere più corretti, per poi iniziare questo importantissimo match. E noi vediamo subito anche contezza dei primi dati statistici, in quanto la classifica al momento vede i rossonero al secondo posto con 6 punti e dobbiamo anche dare contezza di quelli che sono i risultati di questa giornata, perché gli Emiri oggi hanno perso in casa contro i Città di Bisacquino e quindi questa può essere una notizia sicuramente positiva. Vedremo per i rosanero, in quanto una vittoria gli permetterebbe, anche un pareggio in realtà, chiaramente di superarli in classifica e dunque poterli scavalcare, visto che al momento gli Emiri si ritrovano sopra nei punteggi. Rosanero che al momento risulta essere la seconda migliore difesa del campionato con soltanto 4 gol subiti, 3 dal Jason e 3 dal... anzi 1, chiedo scusa, chiaramente, dal Giudecca nelle due gare al momento giocate dalla formazione di mister Natale Gentile. Adesso vediamo quale quintetto sceglierà. Dall'altra parte invece nel Club Olimpia una vittoria e anche sonora contro il Bonifato Alcamo con il risultato di 7-1, poi una sconfitta contro il Città di Marsala nonostante un grande vantaggio nei primi minuti, poi qualcosa non ha funzionato, ma nel frattempo ecco il quintetto scelto da mister Gentile con Faia, Catania, Chinnici, Gennaro e Pisani. Questo dunque subito una notizia, perché parte alla panchina capitano Vito La Fiora. Il signor Armanno ha già il fischietto in bocca. Vediamo sicuramente dall'altra parte con la 10 Massimo Aguiaro, per lui nel grande inizio di campionato con 6 gol. Inizia anche la sfida con il primo tocco rosanero per Chinnici, che cerca subito e ottiene Antonio Pisani, dunque scelto nuovamente dal primo minuto dal tecnico palermitano. Poi lo scontro tra Pisani e Polizzotto, subito irregolare dopo appena 15 secondi, quasi record in questo caso. Poi completano Colombo, quindi Agugliaro l'avevamo già detto, Colombo con la 8, con la 7 Marco Cufia, tra i pali invece Longo, che l'abbiamo visto anche andare bene giù tante occasioni nel corso del riscaldamento con ottime parate. Nel frattempo Polizzotto, vediamo come imposta il Club Olimpia questa partita dentro casa. Ricordiamo infatti che l'unica vittoria al momento, tanto Pisani sbaglia la diagonale e poi Faia qui fa prendere tanta paura ai suoi compagni, perché Cofia ha fatto un buon taglio alle spalle proprio di Pisani, non è perfetto, poi con tanta tranquillità catta nel velo per Gennaro, palla direttamente fuori, ma insomma dopo 50 secondi abbiamo subito visto alcune occasioni importanti, non ne tiri in porta, però delle trame sicuramente che possono dire qualcosa per questo match. Agugliaro, diciamo, quindi l'unica vittoria al momento del Club Olimpia è arrivata proprio su questo campo contro il Bonifato Alcamo con il risultato di 7-1, una gara che li ha visti vincere con tanta tranquillità. Il risultato infatti è abbastanza eloquente. D'altra parte invece i rosanero hanno vinto una grande sfida contro il Gesan nella prima giornata, 3-5 risultato, poi 3-1 contro il Giudecca. Adesso invece arriva la seconda trasferta di questo campionato. Gennaro fa sportellate con Polizzotto, Catania prova a dialogare ancora con Gennaro, non riesce. Agugliaro vuole autolanciarsi le 10, poi scarica su Cufia, non si sono intesi i due, si cercano tanto, per Cufia anche un gol quest'anno. Gennaro vuole fare salire i suoi, nel frattempo c'è Vito La Fiora capitano in panchina, vediamo quando entrerà. Pisani si accentra bene, calcia con il destro per una deviazione, sarà quindi calcio d'angolo per il Palermo Futsal Club, che si affaccia quindi dalle parti del Club Olimpia e andrà Catania. Uno schema per Gennaro, Polizzotto molto bravo qui a mettere il piede in modo da dare fastidio a Gennaro, che poteva anche calciare col piattone, non ci è arrivato, e dunque rimessa sempre con Catania. Chinnici allo spazio sul suo sinistro, vediamo se lo prova, finta, va sul destro, poi calcia con la punta e prende direttamente Polizzotto, che poi vuole caricare i suoi con Longo, che era leggermente in controtempo in questo caso. Quindi ancora corner con Pisani, il secondo in pochi minuti, sbaglia però completamente il passaggio Colombo, poi Cufia viene
sfidato da Chinnici che non vuole fare passare il pallone, molto concentrato il numero 10, lui che al momento ha già realizzato un gol e un assist in questo campionato, rete nella prima sfida contro il Jaysan, l'assist invece è quello meraviglioso verso Gennaro nella gara giocata in casa al Tocia contro il Giudecca, palla imbucata, poi sinistro, mix tra punta e tiro di collo. Cufia, il tocco di Catania, è stato qui molto bravo Catania a levare lo spazio, sarà quindi rimessa laterale, Polizzotto. Scarica dietro, poi torna saggiamente anche Colombo, poi Polizzotto ancora, Aguiaro, si cerca la sua tecnica, poi il passaggio non perfetto, Polizzotto qui si prende anche il calcio di punizione, anzi no perché lo commette, e dunque calcio di punizione, fallo di Polizzotto su Gennaro, ha accelerato con un pizzico di esperienza, anche con tanta astuzia in realtà, il giocatore in maglia numero 11, di prendersi questo calcio di punizione, signor Armando però non lo ha sanzionato, e dunque calcio di punizione potuto rapidamente con il conteggio di falli che adesso li vede aver commesso in entrambe le formazioni un intervento irregolare. Buona giocata Catania, nasconde il pallone, poi si appoggia da Gennaro, Chinnici, si torna poi da Catania, un campo leggermente più piccolo rispetto a quello del Tocia. Questa potrebbe essere una chiave della partita. Nel frattempo si ricomincia con Cufia, chiuso da Pisani, buon lavoro, poi Gennaro, e poi sbatte anche la testa, e qui potrebbe forse fermare il gioco immediatamente il signor Armando, perché nel tentativo di controllare il pallone Gennaro si è cespicato, dando poi una testata praticamente nel manto erboso. Una brutta botta per Gennaro, ci auguriamo che sia tutto ok. Nel frattempo vediamo se la Fiora si riscalda, al momento no, però la botta è stata sicuramente non positiva. Si rialza anche con l'aiuto delle DS Fabio d'Alessandria, qui presente a dargli una mano. Vediamo se un po' d'acqua, tutto ok per Gennaro, ha preso una botta ma si è rialzato, anche Gugliaro a chiedere se tutto ok. Bel gesto da parte del 10. Nel frattempo Pisani aveva continuato a giocare nel tentativo di calciare in porta, poi una deviazione ma comunque non lo ha favorito, e dunque rimessa laterale per il Club Olimpia che riparte rapidamente con Colombo. Adesso Cufia, Polizzotto cerca forse uno spiraglio, chiusa bene la formazione di mister Gentile, va verso il centro, Aguglia ne salta uno, non il secondo, Pisani contropiede, può allargare per Catania, palla in mezzo e poi il palo a negargli il gol, e Gennaro può calciare, lo fa adesso, e poi Longo, bravissimo con impresa bassa, che parata. Adesso ecco la prima vera occasione da gol della partita, arrivata al minuto 6. Qui Catania forse poteva anche servire i compagni prima, ha cercato invece la porta per continuare quello che è il suo momento positivo. Polizzotto lotta con Chinnici, si autolancia il numero 11, lo insegue Chinnici, poi cerca un'altra persona, lo stesso 10 però riesce a intercettare questo pallone, poi rimessa tra le battuta rapidamente, forse un po' troppo da parte di Cufia, palla che infatti va direttamente tra i piedi rosanero. Chinnici, diciamo quindi Catania come ha iniziato una stagione veramente al meglio con 2 gol e un assist, inizio ottimo per il calciatore in maglia numero 20 che soltanto lo scorso anno, ricordiamo, ha esordito nel mondo del calcio a 5, prima tanto calcio a 11 ma mai campo piccolo, adesso invece diciamo che si è adattato e anche molto bene nel mondo del futsal, lo sta facendo vedere con giocate sempre di classe e qualità Ciccio Catania, e al momento ricordiamo 2 gol e un assist, un gol nella prima sfida, un gol nella seconda, un assist anche in mezzo. Nel frattempo palla in rimessa tale con Chinnici che lascia scorrere, nel frattempo non si riscalda nessuno tra la panchina dei rosanero, vediamo se ci sarà spazio, ci immaginiamo forse per Franco, per lui soltanto un match, quello contro il Jaysan, con una grande partita, 2 assist, 0 gol, però grande prestazione. Catania intanto ci regala una giocata delle sue, poi palla centrale imbucata per Pisani, lotta con Polizzotto che era meglio, poi Cufia, adesso Agugliare, molto basso quel numero 10, ma se sale lo fa adesso con l'esterno, sta bene in campo il Club Olimpia che sa bene giocare in questo campo, infatti sfrutta benissimo gli spazi che al momento i rosanero stanno concedendo, non molti però tiene molto bene. Intanto Chinnici al momento si ritrova come pivot,
Agugliaro si gira col tacco, calcia verso la porta, palla fuori in diagonale contro Faia. Al momento per Faia 2 partite, un gol subito contro il Giudecca, in questo caso realizzato da Gammicchia con un tiro che ha beccato 2 pali, poi è entrato. Qualche dubbio in realtà. Pisani sbaglia il passaggio, però c'è stata anche una deviazione con buona probabilità, infatti è così, il direttore di gara ha infatti indicato con il braccio, per quale nel frattempo si riscalda Franco. Poliziotto, buona gara in mezzo a 2, passa Poliziotto e non sbaglia perché mette il pallone sotto le gambe di Faia e adesso sblocca la partita e fa 1-0. Ed è 1-0 quindi per i padroni di casa che sbloccano il match alla prima vera occasione della partita. Pisani per Gennaro, vuole girarsi, vuole il destro, si chiude un po', poi cerca anche la porta, la trova in realtà con Longo che è molto bravo qui. Sarà quindi calcio d'angolo. Vediamo Catania pronto a battere, uno schema per Gennaro che calcia, non la prende per nulla bene, un errore non da lui, poi Longo vuole andare velocissimo, cercare Agugliaro, è solo, è un 2 contro 1, viene fermato, poi Gennaro la ruba, può ripartire il 22, si prende con Agugliaro che lo ferma, e Colombo adesso è un momento di confusione per il rosanero che dovrebbero probabilmente rimettersi meglio in campo. Chinisci chiude nel frattempo la giocata, Gennaro prende una botta al ginocchio, calcio di punizione. Minuto 9 di gioco nel frattempo, momento di confusione per la squadra di Mister Gentile che ha subito questo gol con la grande giocata di Poliziotto che è dato praticamente in mezzo a 3 avversari, o meglio in mezzo a 2, poi un altro dribbling, successivamente ha seduto Faia che ha subito il suo secondo gol stagionale. Sarà quindi calcio di punizione con Chinnici molto largo invece Pisani. È uno schema, Pisani, non so se salta l'uomo, ci ha provato, questa cosa chiude lo spazio anche molto bene. Colombo, Catania, cerca di sgusciare via, Catania, si complica un po' la vita, Chinnici, Pisani. Poi cerca col mancino di calciare, non ci riesce. E dunque rimessa tra le sempre zona offensiva, è uno schema per Catania, esterno, Gennaro, vediamo se si gira e calcia, Gennaro lo fa adesso, Longo, poi palla rimane lì, Catania, e Colombo mette una pezza, allontana, più lontano che può, poi c'è uno scontro in realtà tra Longo e Catania probabilmente, perché li vediamo entrambi giù, si chiedeva forse un fallo da parte... Tanto il cambio con Franco al posto di Pisani, dopo 11 minuti termina momentaneamente, chiaramente, la partita di Antonio Pisani. L'inizio non perfetto, quello delle numero 12, però siamo sicuri che cercherà di rifarsi quanto prima. Adesso la velocità di Franco probabilmente potrà essere uno dei fattori di questo match, una chiave di lettura piuttosto interessante. Cufia. Per Colombo. Con Franco si sono agganciati, poi Catania va giù, si continua. Agugliaro allarga il gioco dalle parti del compagno, c'è sul secondo palo Cofia, poi Faia bravissimo in uscita, ma poi si complica tanto la vita con un dribbling di troppo. Kinnic anche lui non perfetto in questa circostanza. Arrivati al minuto 12 c'è qualcosa che non va però per il rosanero, che al momento si trovano sotto nel risultato. Intanto dentro capitano La Fiora, al suo posto è uscito Catania, buon inizio però anche lui non perfetto, poi sbaglia pure Chinnici, Colombo per Agugliaro, vediamo se punta Chinnici con l'esterno, Chinnici chiude tantissimo lo spazio, Gennaro con l'esterno per Franco, non ci arriva nemmeno lui con la sua grande velocità, palla fuori però. Adesso crediamo che con gli inserimenti di La Fiora e di Franco possono esserci un tipo di conclusioni differenti, sicuramente con La Fiora con qualche tiro da fuori, Franco invece con la velocità, rispetto al duo Catania-Pisani con un duo più tecnico in realtà. Poliziotto, nessun cambio per ora tra le fila dei padroni di casa, che effettivamente stanno giocando una buona gara, non vuole cambiare nulla il tecnico. Colombo, Cufia, ancora Colombo. Avanza Colombo, passaggio in mezzo per Poliziotto, si gira, vuole il mancino, viene chiuso però da Chinnici.
che dal punto di vista difensivo non sta facendo passare praticamente nessuno, forse qualche errore in impostazione, non da lui. Aguiaro va sul destro e calcia, viene murato ancora da Chinnici, adesso è un po' arrabbiato i compagni, infatti ha fatto un po' un segno con le braccia, quasi a dire chiudetelo prima, non permettetevi di fare questo tipo di occasioni. Aguiaro per Polizzotto che può calciare a parecchia per la conclusione di Colombo, ed ancora l'ennesima volta Chinnici, poi lotta la Fiora per il pallone direttamente da Ruben Luongo. Ma con la punta ha gettato il pallone, intanto sta per entrare anche Nicchia al posto di Gennaro. Chinnici avanza, c'è lo spazio, salta l'uomo, poi cerca Gennaro in mezzo, forse sponda, invece no, poi mette in mezzo per Franco. Era una grande palla quella di Gennaro, ma non è stata capita però. Dalle 14 si riparte poi a 1000 con l'Olimpia, sbaglia il passaggio, Gennaro attacca, calcia, Longo! Mette in calcio d'angolo, grande occasione per il rosanero di ritornare in gara. Non c'è riuscito Gennaro con questa conclusione con la punta. E calcio d'angolo quindi con Franco, uno schema per Chinnici che aggancia, poi cerca la punta. Presa però da Colombo, poi Faiasi, poi sbaglia, Gugliaro non sbaglia invece, ed è 2-0. Non si sono capiti Faia e Chinnici, ed è 2-0 con il gol, forse il più facile della giovanissima carriera di questo calciatore, classe 2004. Questi rosanero sono sotto di 2 gol, nonostante stessero attaccando tanto. Intanto dentro Nicchia al posto di Gennaro, vediamo se giocherà lui da pivot e la Fiora come laterale o viceversa. Al momento sembrerebbe il giovane andare lì davanti. Non è contento mister Gentile in panchina, nel frattempo scuote la testa. Franco, Chinnici, la Fiora sbaglia il controllo, poi Franco va a battagliare con i suoi avversari. C'è stato anche un cambio con l'ingresso di Scibilia. La Fiora, tacco, Chinnici, Nicchia, cosa punta, Nicchia va in mezzo per la Fiora, Polizzotto ancora una volta e da tutte le parti del campo, poi commette fallo la Fiora, forse c'è giallo, vediamo il capitano del giallo, infatti non dice nulla. La Fiora d'accordo con la decisione del direttore di gara, effettivamente era un fallo abbastanza netto. Minuto 15 di gioco, 2-0 il risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportiseri. Infatti c'è stato anche un altro cambio con l'ingresso del capitano Giuseppe Tarantola al posto, adesso vi diamo anche conferma al posto di chi. Polizzotto è in campo, Agugliaro è in campo, dunque non rimangono che 2 calciatori, dunque Cofia e Colombo, che hanno lasciato il posto ai 2 neoentrati Scibilia e Tarantola. Vediamo come giocherà il capitano numero 2 partito fuori oggi, così come l'altro capitano che è la Fiora. Agugliaro cambia tutto, Agugliaro invece cerca la porta ed è 3-0. Ha visto Faia fuori dai pali e quello ha beffato. 3-0, incredibile. Occorre svegliarsi per i rosanero che non sembrano per nulla in partita questo pomeriggio. E con grande merito il Club Olimpia si trova sopra nel risultato, poi Scibilia con Chinnici che è rimasto giù, poi palla per Agugliaro, ancora Scibilia ed è 4-0, vuole sentire il pubblico. 4-0, ma nel frattempo è rimasto giù Chinnici e blackout rosanero. C'è anche un cambio con Lopez al posto proprio di Chinnici. È incredibile quello che sta succedendo questo pomeriggio. E chiama anche il time out mister Gentile, credo sia la soluzione migliore effettivamente, quella di cercare di andare a risollevare un po' il morale, perché la squadra al momento non stava nemmeno giocando male in realtà. Diverse occasioni da gol avute, però i padroni di casa hanno colpito nelle 4 occasioni avute con qualità sicuramente, anche sfruttando un po' gli errori. Almeno in 2 sicuramente Faia avrebbe potuto fare di più, ovvero il tiro da prima del centrocampo di Agugliaro e anche nel secondo
sempre, anzi nel primo, sempre dello stesso numero 10, dove si è scontrato con Chinnici. L'ultimo gol è stato invece su un errore da parte, o meglio, una botta ricevuta da Chinnici, che infatti è fuori al momento. Poi Mister Gentile è praticamente indiavolato e si ritorna in campo con Lopez al posto di Chinnici, che è molto dolorante, si tocca la caviglia, il piede. Poi la Fiura, adesso bisogna che sia proprio il capitano ad andare a dare l'esempio per i suoi. Franco per Nicchia che calcia in porta, Longo respinge, poi di testa Tarantola, palla in calcio d'angolo. Sarà corner, quindi con Nicchia può andare in mezzo, palla per la Fiura, poi Polizzotto lo salta nettamente, Polizzotto è più veloce, Faia, palla che rimane lì per Agugliaro, che punta la Fiura, poi scarica per la conclusione di Scibilia, palla deviata, calcio d'angolo. Poi Agugliaro va verso il centro del campo, salta Nicchia, Agugliaro ancora calcia, prende Lopez, poi la Fiura col mancino, Franco, presa e punta la difesa, è da solo, poi scarica su Nicchia, poi Tarantola fa un grande lavoro, palla che rimane comunque lì, Franco gliela ruba, poi si intestardisce, lo salta Franco, palla fuori dopo una deviazione di Longo, calcio d'angolo. Mancano ancora 40 minuti, c'è tutto il tempo per poter recuperare. Nel frattempo si riscalda anche Vivarelli. Franco di testa, poi Tarantola quasi da calcio 11 a liberare la Fiora sulla pressione in questo caso di Polizzotto. Nel frattempo Chinnici è ancora fuori e preoccupano le sue condizioni, perché lui è il cervello di questa formazione. La Fiura, Lopez, la Fiura prova l'imbucata, sbaglia tutto, poi Agugliaro, qui rischia perché è già ammonito anche la Fiura, Agugliaro va sul mancino, Faia, poi ancora tocca col braccio, poi Franco tiene il pallone in campo, si era girato per parlare col direttore di gara, Nicchia si rimane lì, cerca il dribbling, il giovane numero 17, classe 2005, lui un gol e un assist, tutti nella prima partita contro il Jason. Franco cerca di dialogare con la Fiora, Tarantola la meglio, al momento non è entrato in partita nemmeno capitano la Fiora, poi Lopez sportellate con Polizzotto che è molto veloce, è pronta un cambio con Vivarelli, nel frattempo è molto claudicante Chinnici. Franco, il dribbling verso il centro del campo, si allunga il pallone, poi Polizzotto con Tarantola, si continua, tutto ok, Scibilia, poi calcia verso la porta, deviazione, vediamo, no, nessuna deviazione, quindi si riparte direttamente da Francesco Faia. Lopez, la Fiura, si chiude il Club Olimpia. La Fiura, Franco va verso il centro, può calciare, palla che rimane lì, intanto in campo anche Vivarelli. Posto di Nicchia, vediamo se il 7 riuscirà a dare qualcosa in più. Lopez mette in mezzo, però cambio con l'ingresso anche di Pirrone, Giuseppe Pirrone. Posto di Agugliaro, se non abbiamo visto male, Pirrone lascia lì il pallone a Scibilia che si autolancia, va sul destro, anche scivolata, ci ha provato, ha fatto bene comunque, soprattutto effettivamente sorride dalla squadra di casa, può provare anche questo tipo di occasione. Vivarelli, poi la voce anche di Pisani da fuori a incitare i compagni, Vivarelli va sul mancino, sterzata, perde diversi tempi di gioco, poi la Fiura. Adesso sinistro, Lopez non riesce la sponda, ancora Vivarelli, allarga verso sempre Lorenzo Lopez, Vivarelli apparecchia, palla sul secondo palo, sulla Fiora sbuca ma non riesce a prenderla, poi Vivarelli commette fallo ingenuamente, calcio di punizione
Poliziotto è l'unico giocatore di movimento a essere ancora in campo, sia per i suoi che anche chiaramente per i rosanero. Non ha avuto nessun cambio, però forse lo chiamano adesso. Poliziotto ancora una volta vuole dialogare benissimo e lo fa ancora con la doppietta personale del 5-0, in questo caso di Scibilia. Dentro Catania e Gennaro al posto di La Fiura e di Franco. Una doccia freddissima per Rosanero. Catania, Vivarelli entra dentro e Vivarelli trova il primo gol della sua stagione, lo fa, questa incita anche tutti i compagni. 5-1, ha trovato il buco. Dicevamo, ha trovato il buco qui Luca Vivarelli con una buona occasione dopo il pallone ricevuto da Catania. È stato bene in partita del giovane classe 2001. Intanto Poliziotto, ancora Poliziotto con Vivarelli che ha aiutato i compagni, in questo caso Lopez, a recuperare questo pallone. Poliziotto con la punta per il passaggio sbagliato. Catania intercetta, punta l'uomo. Catania va sul mancino, Tarantola lo porta direttamente sull'esterno e poi palla in rimessa laterale. Ancora Catania sul punto di battuta, va incontro Gennaro, va dentro invece Lopez, si cerca proprio il numero 3. Poi ancora Catania, batte il calcio d'angolo verso Gennaro, la aggancia con il petto, palla che rimane lì, Gennaro! E poi il palo a negare il gol, Catania! E palla fuori. Sempre 5-1 il risultato dopo 25 minuti. Una brutta prestazione di Rosanero che al momento si trovano sotto di ben 4 gol con tanti errori. Poi Poliziotto va giù. Scontro con Lopez. Tutto ok per il signor Armano che era molto vicino. Vivarelli. Ma se punta l'uomo, va sul destro, si ferma, poi va giù. Questa volta è fallo. Anche cartellino giallo, però effettivamente non sembrava esserci un po' le possibilità di dare un giallo. Era un fallo sì, però forse non così cattivo. Del calcio di punizione adesso. Dovrebbe andare lo... Anzi no, va a Catania, diciamo stava per andare Vivarelli, ma non è così, va a Catania sul punto di battuta. Uno schema, va sul secondo palo, poi allunga Tarantola benissimo con la tibia probabilmente in corner, anticipato anche Gennaro. Vediamo se c'è qualche altro cambio con Chinnici che è molto dolorante, probabilmente non ne riuscirà a entrare in partita. Ci auguriamo di essere smentiti, però uno schema Catania sbaglia tutto, poi contropiede Vivarelli mette la punta, Genna di testa per Catania e Poliziotto allontana più lontano che può. Vivarelli allarga bene per Catania, cerca il pallone di ritorno, non passa, danza sul posto, poi Lopez, Gennaro, si ritorna dietro però da Catania, c'è il taglio di Lopez, arriva infatti adesso ma il pallone è sbagliato, poi il tunnel, Taranto in mezzo a 2, in mezzo a 3, poi Catania conquista il pallone, Catania può calciare, poi Gennaro è lungo, tiene ancora in piedi i suoi, ci ha provato da Gennaro, non ci è riuscito, poi Scibilia con Gennaro che si fa una corsa per recuperare il pallone, poi Poliziotto fa la stessa cosa, ritmi altissimi. Tarantola tiene il pallone anche in campo, buono il controllo da parte del capitano che cerca la punta, c'è una deviazione. Calcio d'angolo. Tarantola, Poliziotto, al momento è migliore in campo dei suoi, 1-2, Poliziotto ancora scontro con Pisani che ruba il pallone, ritorna in campo quindi Pisani al posto di Catania.
Vivarelli, destro-sinistro, sceglie il mancino, rimane lì, poi cercava fosse un calcio di punizione che non c'è, minuto 28 di gioco, Vivarelli, Lopez per Gennaro, palla incollata sulla suola, poi si gira, calcio! Ecco Gabriele Gennaro, 5-2, si è sbloccato l'attaccante, mai numero 22, quando mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. Tarantola, palla di ritorno verso Longo, passaggio un po' rischioso ma ben fatto, poi Lopez chiude la strada a Poliziotto. Pisani può avanzare il numero 12, Isola e Veco, Vivarelli, dialogano i due, non riesce il dribbling su Agugliaro, chiude benissimo. Una chiusura da difensore quella per il 10, Gennaro, tacco verso Lopez, sterzata, Poliziotto, non c'è nulla, si continua. Tarantola, Gennaro chiude la strada anche lui, poi Faia, Vivarelli, tutto regolare, può puntare, Vivarelli, adesso si inizia allarga, Pisani, buon aggancio, anzi no, poi Poliziotto che è bravissimo, perché ha pure guadagnato la rimessa laterale con l'ultimo tocco che è proprio del numero 12. E poi giù ancora Tarantola, lo scontro con questo caso Gennaro che è andato con la spalla nel tentativo di fermare il suo diretto avversario. Mancano 30 secondi alla fine del match, primo tempo chiaramente, con 3 gol di distanza che al momento sorride alla squadra di casa. Gioco momentaneamente fermo, adesso stiamo arrivando praticamente al 30°. Mister Gentile dovrà sicuramente intervenire nel secondo tempo perché qualcosa dal punto di vista mentale più che altro non sta funzionando. Vediamo se ci sarà qualche cambio, forse con l'inserimento del trio Pisani, La Fiora, Gennaro, ipotizziamo chiaramente, ma levare in questo momento Vivarelli sarebbe anche sbagliato perché sta giocando in realtà una grande partita. Poi c'è sempre la soluzione Alario, però non è entrato, c'è sempre Nicchia, anche Franco. Poi c'è qualcosa tra le due panchine, con Agugliaro che viene chiamato da Poliziotto probabilmente per prendere la profondità e quindi guadagnare qualche metro in più. Vediamo. Il tempo non si è rialzato però ancora Taranto perché è fuori dal campo. Mancano 3 minuti di recupero, dunque finirà al minuto 34 questa sfida che siamo al 31. Agugliaro contro Lopez, non si gira, palla che rimane lì, poi calcio di munizione, fallo in attacco. Gennaro si gira col tacco, sbaglia, avanzi con l'esterno, poi il dribbling di Poliziotto, anche lui errato, Pisani attacca la porta per Vivarelli, era un 3 contro 1, doveva decisamente giocarsela meglio, dovrebbe essere forse il quinto fallo. Agugliaro, palla che rimane lì, poi Vivarelli, vediamo se calcia, destro-sinistro, sceglie il mancino, poi prende in pieno Poliziotto nel tentativo di calciare. Poi Lopez a gioco ancora fermo. Forse ci poteva stare in realtà il fallo, non chiaramente fatto appositamente, questo non specifichiamo, ma credo che sia anche abbastanza scontato, però forse ci stava. Nel frattempo dovrebbe essere il quinto fallo, quello invece realizzato dal Club Olimpia ai danni dei Rosanero, quindi tiro libero, però al momento il conteggio non è stato aggiornato. Pisani avanza, calcia con il destro, prende in pieno però il suo diretto avversario, palla che rimane lì per Lopez, che calcia verso la porta. È stata forse anche una deviazione, infatti sì, calcio d'angolo. Sempre Pisani va incontro a Vivarelli! Ed una doppietta personale! Luca Vivarelli, l'avevamo detto, era entrato benissimo in partita. E 5-3 adesso, ci crede Mister Gentile. Poi va giù! Fallo di Pisani.
Lopez, chiedo scusa. Rimasto giù nel frattempo Agugliaro. 5-3 risultato, minuto 33, manca un minuto, ma qualcosina ci sarà ancora da recuperare. Lopez non è d'accordissimo, una scelta di direttore di gara. Nel frattempo il conteggio dei falli è 4-4, però vediamo, forse viene aggiornato a 5. E infatti è 4-5, quindi il prossimo è tiro libero. E dunque rimessa, chiedo scusa, calcio di punizione chiaramente con Polizzotto che calcia verso la porta, prende Agugliaro, poi Lopez allontana, Pisani può attaccare la porta, un contropiede, Pisani, calcia con la punta, Longo va giù benissimo, qui errore di Pisani, ma nel frattempo va bene così perché finisce il primo tempo con il risultato di 5-3, con qualche secondo anche in anticipo perché ci aspettavamo forse qualcosina in più viste le ultime interruzioni. Nel frattempo noi vi salutiamo, ma vi ricordiamo di rimanere sempre qui connessi perché solo qui in esclusiva il secondo tempo di questa meravigliosa sfida. A dopo! Qualche errore l'hanno commesso, ma i gol se vengono sempre da errori, per cui no, sono contento della prestazione perché dopo 3 giorni tenere dei ritmi ancora alti di molta intensità mi fa sempre ben sperare, sempre anche per il proseguo del campionato. Abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo trovato una squadra che non ci stava a mollare la presa e poi nel secondo tempo un po' abbiamo gestito un po' la situazione cercando anche di arrotondare il risultato, però va bene così. Ha fatto due gol di ottima fattura, belli entrambi, soprattutto quello di Drop, il primo, e il secondo quando il portiere nel rinviare palla si è trovato un po' fuori dai pali e lo ha purgato con un alto tiro forte e teso che è andato in rete, per cui sono contento per il ragazzo perché almeno dallo scorso anno quando era con me ha provato tante volte a cercare il gol e non l'ha trovato, e sono contento per il ragazzo che oggi sia venuta addirittura una doppietta. L'unica partita che abbiamo tra virgolette non giocato da Don Carlo Misilmeri è stata quella del derby con il Marineo, che non abbiamo fatto tra l'altro nemmeno una brutta partita, non abbiamo trovato il gol del pareggio, siamo rimasti in 10 dopo 4 minuti del secondo tempo. Non mi era piaciuto l'atteggiamento e soprattutto non mi era piaciuta l'aggressività che di solito noi abbiamo in campo, e lì in quella partita non l'abbiamo avuto e il Marineo ha vinto anche in un'unica occasione, ha portato la partita alla fine con l'1-0. Quella è un po' la partita che un po' mi ha fatto arrabbiare. Poi nelle altre partite abbiamo sempre giocato, anche con lo Sciacca abbiamo fatto una grande partita, abbiamo tenuto 70 minuti il pallino del gioco, abbiamo sfiorato più volte il 2-0, però ormai è tutto archiviato e adesso pensiamo a quello che è la prossima gara, che è una gara difficile di campionato, che è il Casteldaccia. Molto probabile il Sheriff verrà ceduto e allora non l'ho convocato anche per questo motivo. Per Ban diciamo che abbiamo qualche problema di tesseramento, abbiamo rifatto il biglietto, se riesce lui nel giro di poco tempo a risolvere il problema lo aspettiamo a braccia aperte, anche perché è già da 2 settimane e mezzo che si allena con noi. Se nel caso in cui non riesce a farlo nel più breve tempo possibile, perché noi abbiamo bisogno, visto abbiamo 18 giocatori, 19 giocatori, di trovare ancora un attaccante che soprattutto ti dà la possibilità di dare le alternative a Ricciulli e lo stesso Tripoli, che ben venga, però lo aspettiamo, ma non possiamo aspettare tanto. Noi avevamo 2 gol di vantaggio e gli ho detto ai ragazzi che dovevamo chiuderla subito per non soffrire, perché è normale che l'altra squadra cerca di giocarsi tutte le proprie carte. Noi abbiamo fatto mezz'ora alla grande dove eravamo padroni del campo, abbiamo fatto gol, potevamo fare il secondo gol, segni rigore e finiva la partita. Lì abbiamo staccato la spina perché troppa sufficienza, no, sembrava che la partita era facile, ma non è così. Nel secondo tempo gli ho detto ai ragazzi appunto che se continuavamo a giocare così si riapriva anche la qualificazione,
però la squadra si è messa bene in campo, abbiamo rischiato poco, era normale che loro tentavano il tutto per tutto, però alla fine bene così, quello che era importante era qualificarsi. Tra l'altro buone risposte dalla squadra, visto che oggi tra rotazioni fatte volontariamente, altre un po' forzate come quella di Concialdi, comunque chi è sceso in campo, soprattutto gli under, hanno dato buoni segnali. Sì, abbiamo fatto giocare 6-7 ragazzi che giocano meno, quindi sapevo cosa mi potevano dare, però le idee ancora più chiare, che hanno dato un grosso contributo. Ha debuttato il ragazzino Pisciotto 2007 in avanti, ha fatto bene, quindi sappiamo che ci possiamo puntare su questi giovani. L'ho chiesto a mister Melillo, lo chiedo anche a te, quanti appunti hai preso in vista di domenica, del rematch che però è per il campionato? Domenica sarà un'altra partita, ci sarà da soffrire perché l'Accademia Trapani è una buona squadra, allenata bene da Melillo, quindi sono convinto che ci sarà da soffrire. Ci giochiamo le nostre carte, proviamo a fare un'altra grande prestazione e possibilmente cercare di vincere. Siamo tornati finalmente live per questo secondo tempo. 5-3 risultato tra Club Olimpia e Palermo Futsal Club. Negli ultimi minuti la doppietta di Luca Vivarelli e la rete poi di Gabriele Gennaro che hanno riaperto questa gara che era chiusa sul 5-0. Nel frattempo l'ultimo ad arrivare è mister Gentileschi. No, non è l'ultimo perché c'è anche Lorenzo Chinici che si è cambiato le scarpe. Adesso sta anche correndo e dunque crediamo che possa essere nuovamente la partita, ma non è nemmeno lui l'ultimo, perché l'ultimo è anche il DS tuttofare del Rosanero, Fabio Alessandria. A tempo in campo vediamo Capitan e la Fiura, Vivarelli, Lopez e Chinnici dovrebbe essere, vediamo com'è, sì, pensiamo proprio di sì. D'altra parte invece Polizzotto, Scibilia, Colombo, Aguiar, per tre pali chiaramente il solito Longo, nonché l'unico portiere in realtà in distinta, e dunque Chinnici giocherà come laterale mancino. Del fischio da parte del direttore di gara, il signor Armanno. Allora, vedo bene, una gara molto maschia comunque. Giallo per la Fiura, ricordiamo, corretto. Questo intervento irregolare da dietro su Polizzotto. Tanto inizia anche il secondo tempo dunque di questa magnifica sfida con però scelta di Colombo, scontro con Chinnici. Ma tutto ok. Lopez, Vivarelli, autore di 2 reti, ricordiamo. Ma col mancino sbaglia il passaggio, poi Chinnici in anticipo, tocca verso Lopez, Scibilia mette un po' di difficoltà Longo, riesce comunque a tenerla lì, poi pressione di Vivarelli che stava quasi per arrivare. Insomma, anche un pizzico di timore forse per i padroni di casa, e neanche corretto, visto comunque il risultato è di 5-0, adesso 5-3. Chinnici per Lopez, Vivarelli, c'è sempre Lorenzo Chinnici che è rientrato in campo dopo un primo tempo non esaltante. Questa è una notizia perché solitamente
e tra i migliori in campo, se non il migliore in campo. Vivarelli lotta con il pallone che poi va sulla Fiura, con la Fiora che voleva il pallone ma non è stato dato dal diretto di gare. Colombo, palla con la suola, poi alle spalle Scibelia, aggancio perfetto contro Callì, che infatti è stato anche un cambio perché Callì è entrato al posto di Faia. Ce l'avevamo persi questo cambio, non avevamo guardato un po' il portiere, questo è un piccolo errore da parte nostra, perché ci siamo fidati un po' del portiere che non cambia quasi mai, così però non è stato, perché Callì ha preso il posto di Faia. Vivarelli, Lopez, poi la Fiura, ancora Lopez, c'è spazio per Vivarelli col mancino, Chinnici, poi prende un calcio di Scibilia, era molto vicino effettivamente. Con la Fiera che chiama addirittura la distanza, dunque calcio di punizione. Se calcia la Fiora da qui, perché il giocatore che conosciamo possa prendere questo tipo di distanze, ma anche più lontane, ha un grande piede. Sguardo concentrato quello di Capitano La Fiura, che va verso la porta, però non la prende per nulla bene, anzi la ciabatta praticamente. Va lungo con le mani per Agugliaro, che si aggancia con Lopez, ma tutto ok, tutto regolare, sono agganciati entrambi, tutto regolare. Devo farli continuare. Intanto Vivarelli dopo il passaggio di Lopez. Centrale, La Fiura. Va giù, si rialza adesso Vivarelli per Chinnici. Adesso La Fiura, pressione di Agugliaro. Palla di ritorno sbagliata di Vivarelli questa volta, poi Agugliaro ancora, Vivarelli tocca il pallone, poi La Fiora mette una pezza, sradicato da Poliziotto. Con il 10 che si accontenta della rimessata, le fa bene, che fa anche risalire i suoi, mettendosi in posizione migliore. Sciviglia, ancora Poliziotto, sempre verso Colombo, c'è spazio per creare una nuova occasione da rete, vediamo se il Club Olimpia lo farà. Colombo col mancino lunghissimo, il petto di Poliziotto, poi con la testa sempre molto attento, poi il dribbling da Gugliaro su Chinnici, però se l'è presa con il braccio probabilmente, no? Anzi no, è stato chiuso un fallo, però in realtà Gugliaro stava attaccando la porta, poteva fare decisamente continuare quel signor Armanno, un piccolo errore probabilmente. Gugliaro cerca il secondo palo, era sbucato Scibilia, ancora una volta Vivarelli non attentissimo i palloni dietro le sue spalle, dunque nel chiudere le diagonali. In precedenza Scibilia si era presentato davanti a Calier. Chinnici, Vivarelli, il dribbling, va sul mancino, palla centrale per Lorenzo Lopez. La Fiura, sempre Lopez, c'è l'inserimento ancora di Capitan La Fiura, poi Poliziotto sempre e ovunque, in ogni parte del campo il numero 11. Al momento è il migliore in campo quest'oggi Poliziotto, non ci sono dubbi. Colombo con l'esterno mette in controtempo Lopez, scontro con Scibilia, poi La Fiura. Del calcio di punizione ed è già ammonito La Fiura. Dice di aver subito lui il fallo La Fiora. Nel tempo non si riscalda nessuno nella panchina rosanero. Poliziotto, Colombo non vuole rischiare la giocata lunga, si va dalle parti di Scibilia, fa una buona giocata, poi Vivarelli si becca probabilmente il giallo. È giallo infatti. Poi Colombo va a prendere il pallone, però è il terzo fallo, adesso un po' di nervosismo, dopo appena 5 minuti, 3 falli, sicuramente non un qualcosa di positivo per i ragazzi di Mister Gentile, che probabilmente l'avrà caricati tanto all'intervallo, nello spogliatoio, però non bisogna eccedere nell'agonismo, perché l'agonismo è importante, ti fa anche dare il 100%, ti fa dare qualcosina in più in campo, però senza fare troppi falli. Colombo, schema, non riuscito. Chinnici, buon dribbling, poi forse un fallo, non per il dettaglio di campo. Poliziotto. Poi Scibilia, è andato bene anche lui
in questo match, è proprio fuori, e poi il 6 si è meritato ampiamente lo stare in campo. Vivarelli, dopo il passaggio di Lopez, salta Polizzotto, buona gara di Vivarelli, si ferma ancora una volta, poi tocco dietro verso Lopez. Chinnici provano a dialogare i due Lorenzo di questa squadra. Chinnici mette in mezzo per Lopez, Polizzotto in anticipo, poi Colombo, Chinnici ancora con la punta, Vivarelli vuole nascondere il pallone per portarlo sul sinistro, non ci è riuscito, poi la Fiura, Chinnici, ancora Lopez, sempre Luca Vivarelli, vuole esplodere con il mancino, Chinnici, c'è il taglio di Lopez, Chinnici non può rischiare una giocata, infatti la fa adesso dopo essere tornato un attimo indietro, poi Scibila scivola, Lopez a terra forse lo colpisce, tutto ok. Lopez, adesso Lorenzo Chinnici, il cervello di questa formazione, il fosforo che forse oggi sta un po' mancando ai rosanero. La Fiura spalla alla porta, lotta tanto, poi con la sola appoggia da Luca Vivarelli, l'uomo forse più in forma oggi dei suoi, poi il pallone per Chinnici, scivolata di Scibilia. Sarà quindi rimessa laterale con Capitan La Fiura, va incontro poi il compagno di una vita, Lorenzo Chinnici. Lopez, centro per La Fiura, vuole girarsi, non riesce, poi Chinnici cerca un intervento, poi Polizzotto salta Vivarelli, Polizzotto palla sul secondo palo, Agugliaro, e poi scivolata provvidenziale di Luca Vivarelli, che è decisamente il migliore di Rosanero. Agugliaro rimane in piedi, dunque il Palermo qui ha rischiato tantissimo di subire il gol, il sesto, che poteva essere forse una mazzata tanto dura, ma si rimane dunque in piedi con Super Vivarelli, tanto dentro Gennaro, fuori La Fiora. Per lui un gol al momento da Gennaro quest'oggi, ma anche qualche occasione. Pressione alta di Vivarelli su Colombo, che si chiude un po', poi il passaggio tocca a Gennaro per ultimo, messo al fondo, avuto 38 con Longo che guadagna qualche secondo, anche giustamente, sarebbe da dire. Lopez, Gennaro con Agugliaro, la tiene lì col fisico, poi pallone sfugge via. Vivarelli, Lopez, dentro Pisani per Vivarelli, questo è il cambio adesso, un po' più di fisico e forse gol nelle corde in più, anche se oggi Vivarelli ne ha fatti due. Gennaro prova a girarsi, ci riesce con la suola, Gennaro mette dentro, Guglielmo ancora una volta mette una pezza e recupera l'ennesimo pallone della sua partita. Scibilia di prima, Chinnici, poi Agugliaro! E la palla esce veramente di pochissimo, ha fatto bene a provarci quel 10, perché ha visto Calì, messo forse un po' male, palla che esce non di molto, di dunque calcio d'angolo. Ragazzi, andiamo un po'! E corner, palla su Polizzotto, lui che adesso è il centrale, vuole guidare da dietro i suoi compagni, poi Agugliaro con Pisani, ultimo tocco ed è il giocatore in maglia bianca. Lopez, Ragazzi, dai! Pisani, Gennaro, Pisani, 1-2, non funziona, poi contrasta Chinnici per Gennaro, Longo! Miracoloso questa volta il portiere, poi Polizzotto riparte, scontro con Pisani, si continua, poi palla in mezzo, Calè blocca e si riparte poi a 1000 con Pisani che avanza con la punta, sbaglia il contropiede del Palermo, riparte con l'Olimpia, con il DB di Scibila che salta, l'uomo e fa il gol del 6-3, gol bellissimo di Scibilia. Cambio! Cambio! Ed è 6-3 il risultato, ma gol bellissimo di Scibilia, di Bruno Scibilia. Poi fallo cumulativo, dunque quarto fallo, probabilmente quello di Pisani. Nel tempo c'è qualcosa.
con Tarantola che deve uscire dal campo e infatti lascia il campo con il vice capitano che diventa Longo. Il gioco è fermo ormai da diversi minuti con Tarantola che lascia il campo. Mancano 20 minuti, c'è tutto il tempo ancora per riaprire la partita. Chinnici sbaglia l'aggancio, poi Colombo, palla fuori. Non bisogna però sbagliare queste cose se si vuole ritornare in partita. Pisani, Gennaro di ritorno per Pisani in mezzo a due maglie bianche, poi non devono commettere fallo. Colombo poi lotta bene Gennaro, Pisani si appoggia, palla incollata alla suola, poi prova a passare in mezzo a due. Pisani si intestardisce forse un po' troppo. Chinnici nasconde il pallone, poi lo alza per Pisani che calcia. Longo, c'era Gennaro però in posizione. L'ultimo tocco dello stesso numero 11 con Pisani che ha aperto il compasso. Poi va giù Gennaro ed è calcio di rigore. Calcio di rigore, fallo di Scibilla su Gennaro. Si sono agganciati, non l'abbiamo visto benissimo in realtà. Così è successo, abbiamo soltanto visto Gennaro andare giù e adesso vediamo chi batte il rigore, perché potrebbe battere Chinnici, ma forse il miglior battitore al momento è Gennaro, però ha preso una botta. Tocca però la faccia, forse il naso, forse anche un po' di sangue in realtà, se abbiamo visto bene, non... Sì, forse un po' di sangue. Dovrebbe andare Pisani dal dischetto, il numero 12 potrebbe fare il suo secondo gol in stagione. Pisani contro Longo, fischi da parte del pubblico di casa, sempre molto presente in ogni circostanza. Pisani contro Longo, ha fatto una grande partita Longo al momento. Tanti fischi per Antonio Pisani, arriva adesso Pisani, va col destro! 6-4, centrale Pisani, ha riaperto il Palermo. Evidentemente il rigore di Scibilla, che qui si parla forse di gomitata, però non siamo sicurissimi, perché in realtà non abbiamo visto, un po' un sentito dire quasi. Ci fidiamo un po' del parere del pubblico. Nel frattempo Franco viene fermato, qui forse il giallo ci sta, perché infatti arriva il giallo per Colombo. Era una ripartenza, però bisogna aggiornare il conteggio dei falli adesso, che è ancora fermo sull'1-4. 6-4 invece il risultato, con il gol di Pisani dopo la magia di Scibilla, che ha fatto veramente un gol eccezionale in precedenza, in mezzo a due, facendo una finta sinistro-destro. Arbitro, almeno sono 3! Franco sbaglia il passaggio verso Gennaro, poi va ancora a pressare Scibilla con Gennaro, regolare Gennaro con l'esterno. Franco deve avanzare, calcio verso la porta, Colombo. Pisani non si accontenta, ma entra in la magia Pisani, poi contrasto con il nuovo entrato Antonino Gugliaro, poi Lopez che mette il pallone fuori con tanta sportività. Arbitro, svegliati! Giù Scibilla, poi anche Franco a dire qualcosa alla panchina avversaria. Non lo tocchi perché c'è la telecamera. Adesso è ancora giù Scibilla, cioè guardiamo che sia tutto ok per il numero 6, perché è stato, non voglio dire il migliore in campo, perché sicuramente quello è poliziotto al momento, però forse è quello che più di tutti si è avvicinato. Nel frattempo si chiama anche un terzo fallo, effettivamente siamo d'accordo, perché era uno prima del calcio di rigore, poi col calcio di rigore e l'intervento poco fa di Colombo dovrebbero essere 3.
Nel frattempo si ritorna in campo con il pallone che è stato gettato fuori dai rosanero per consentire l'ingresso da parte dello staff medico. Adesso tutto ok, dunque dovrebbe essere restituito il pallone, anzi, viene restituito con Colombo, bel gesto di sportività, e dunque si ritorna in campo con un cambio dentro anche l'altro Gugliaro, perché sono due adesso, Antonino con la 5, Massimo con la 10, due numeri multipli, 5 e 10, uno dell'altro chiaramente. Gennaro c'è la sua posizione di Franco, si cerca l'imbucata verso Lopez, poi la tocca, Gugliaro allontana, palla gettata più lontano possibile. Franco, Pisani, Lopez per Franco, vuole girarsi, fa bene il lavoro di fisico, calcia pure verso la porta, poi Gugliaro lo tocca, palla che rimane di Gennaro, calcio di punizione, fallo di Rosanello, ed è anche il quinto fallo. Nel tempo Scipilia sta uscendo praticamente in lacrime, non riesce a appoggiare la gamba. Questa è una brutta notizia perché Scipilia è un giocatore molto interessante. Poi Calì va con le mani dentro nicchia per Pisani, si tenta il tutto per tutto, vediamo se ci sarà spazio ancora per Chinnici in questo match. Franco, Lopez, Franco, poi fallo e poi cerca anche la porta! Colombo! Nulla, fa 7-4, però forse qui ci stava anche un fallo. Zittissili! Zittissili! Tutti! 7-4 dunque, questa magia di Colombo da centrocampo, non è nemmeno il primo gol preso da centrocampo oggi per il Rosanero, uno fa Ia, l'altro invece Cali. Nicchia, Franco, per Nicchia, si scontra anche col compagno, quando mancano 11 di gioco, poi qualcosa da recuperare sicuramente ci sarà. Una volta un triplo svantaggio, non è neppure la prima volta, c'è stato anche però di peggio quest'oggi con 5 gol di scarto. Poi Gennaro lotta col fisico, poi Poliziotto, Lopez, Franco può avanzare, nel frattempo sta per entrare la Fiura, forse come quinto uomo, vediamo. Gennaro, imbucata, era buona l'idea, poi si dispera il 22 perché sapeva che questa potesse essere una grande occasione. Di prima Gugliaro, Lopez dopo la chiusura di Franco, Calì, Franco, poi si intestardisce un po' nel divi, scivola Nicchia in mezzo a due maglie, poi Gennaro, sempre a Gugliaro a mettere la buona di rimessa laterale. Fuori Calì, dentro la Fiura, infatti dicevamo questo è il quinto uomo con Chinnici al posto di Lopez, quindi si gioca con Nicchia, la Fiura, Chinnici, Nazareno, Franco e Gennaro. La Fiura, questa è però l'imbucata, Chinnici, poi Nicchia, vuole il dribbling ma poi ci ripensa, Chinnici, imbucata verso Gennaro, chiude ancora Poliziotto, sempre più man of the match quest'oggi. Chinnici, si chiede un cambio della rimessa per un pallone non sulla linea. La Fiura, Gennaro, poi passaggio, non riesce, è minuto 51 di gioco, mancano 9 più qualcosa da recuperare. Chinnici per la Fiura che calcia con la punta, fermato, poi Colombo
E c'è la difesa praticamente. 8-4, era veramente chiusa questa volta per Bologna. E sono praticamente 3 i gol fatti dalla propria porta quasi per il Club Olimpia, che sicuramente ha tanta precisione. Nel frattempo dentro Vivarelli per Franco. Chinnici, Vivarelli cerca la porta, non la trova, poi si scontra con Poliziotto. Nicchia, lotta anche lui, sempre Vivarelli il migliore dei rosanero oggi. Poi Poliziotto però anche lui da centrocampo, la fortuna questa volta non riesce, però ha fatto bene a provarci chiaramente. Chinnici. La Fiura, adesso lo spazio per calciare, apparecchia verso Chinnici, adesso Vivarelli. Poi la Fiura con la precisione, questa volta salva Poliziotto perché sarebbe probabilmente entrata questa palla. Ancora Chinnici. La Fiura, Chinnici, sempre capitano La Fiura, cerca sempre la precisione. Chinnici, ancora Vito La Fiura, finta di calciare col mancino, poi allarga verso Vivarelli. Chinnici ancora lascia scorrere questo pallone, sempre La Fiura. Ancora Chinnici, questa volta è venuto 53 di gioco. Chinnici calcia con potenza, poi Poliziotto nicchia per Ciattarella lì, poi La Fiura contrasta molto bene, poi col fisico anche Gennaro ad aiutare, tutto ok. Poi Poliziotto. Poi Gennaro dice un tocco di mano, non l'abbiamo effettivamente visto noi. Chinnici apparecchia per La Fiura, ancora una volta Chinnici, sempre solita traiettoria che al momento la palla sta assumendo da qualche minuto. La Fiura poteva forse calciare, poi la Chinnici, scivolata anche Nicchia, non c'è fretta di battere. Agugliara, aggancio perfetto, poi fallo di Chinnici e tiro libero. Entra Calli per questa parata tentata, vediamo, va Colombo perché viene scelto dai compagni con un bel momento, in questo caso Agugliaro lo ha abbracciato. Va Colombo contro Calli che respinge benissimo, tiro centrale forte, calcio d'angolo. Agugliaro, mezza a 2 maglie rosa, si complica la vita. Gennaro riparte in velocità, Gennaro punta le finte, Gennaro fa tutto solo, palla che rimane le nicchia, poi Gennaro ancora, questo è fallo, le calcio di posizione. Adesso c'è cartellino con chi ci batte velocemente per Vivarelli, palla fuori, Gennaro che però è ancora giù, poi Agugliaro mette giù il pallone, Vivarelli forse commette fallo, invece no. Nicchia va giù, calcio di posizione. Questo è il quinto. Chinnici, La Fiura, ancora Lorenzo Chinnici quando mancano 5 di gioco, 4 gol da recuperare, palla centrale, poi Longo, forse calcia pure verso la porta e il palo incredibile, vicissimo al quarto gol in questo modo quasi. Vivarelli, centrale, Gennaro, c'è il passaggio verso Nicchia, non funziona, poi Nicchia ancora, palla che rimane lì, Vivarelli apparecchia per La Fiura, palla in gol, Vito La Fiura, 8-5, sotto le gambe. Mancano 4 più recupero. Colombo,
Polizzotto, pressione altissima dei rosanero. Al prossimo sarà tiro libero da entrambe le parti, che sono 5-5. Poi un po' di voci, ma non capiamo perché. Agugliaro si gira bene, in questo caso il numero 5, pochi minuti per lui oggi, però è stato bene. Ecco invece l'altro Agugliaro, Massimo, contro Chinnici, è molto veloce, poi chiude invece Nicchia. Per la Fiora secondo gol in campionato dopo essere stato secco sia col Giudecca. Poi va giù Agugliaro, tutto regolare. Si gioca ancora con il quinto, con la Fiora a posto di Calì. Chinnici. Si ferma Lorenzo Chinnici. Poi la Fiora, ancora Chinnici. La Fiora cerca la precisione, poi Longo di testa Gennaro. La palla rimane lì. Poi Longo con un rinvio non eccezionale cerca la porta. In questo caso Agugliaro sarà la Chinnici sbaglia il passaggio per Agugliaro che può chiuderla, non lo fa. Chinnici. C'è largo sulla sinistra, Capitan e la Fiore, c'è il pallone, la carezza, calcia con la punta, palla fuori. Poi Longo non ha fretta di battere, lo fa adesso con Gennaro che è leggermente avanti, e poi Agugliaro, scontro, poi cerca forse pure la porta, la tira da difensore, chiude, poi invece sbaglia il passaggio in orizzontale e dunque rimessa a terra con Gennaro. Anzi la Fiora batte. Chinnici. La Fiora, vediamo se calcia, non lo fa. Gennaro, super Longo qui, con il braccio di richiamo probabilmente a negare questo gol. La Fiora. Chinnici, ancora per la Fiora. Deviazione. Mancano 2 minuti, più recupero. Immaginiamo sia cospicuo. Sbaglia Nicchia, Colombo ancora praticamente girato totalmente con una torsione del corpo. Deviazione però, e dunque si ricomincia con Lorenzo Chinnici. La Fiora. Ancora Chinnici, c'è largo Vivarelli, si torna però dal capitano, poi Gennaro, si insiste con il quinto di movimento. Vediamo se c'è uno spiraglio per calciare, Vivarelli. Sbaglia il passaggio, poi Agugliaro, Colombo ancora verso la porta. Non la trova. Chinnici dopo il pallone passato dalla Fiora. C'è un cambio, fuori Agugliaro, dentro Cosentino dovrebbe essere, se non abbiamo visto male. Chinnici, la Fiora. Poi conclusione di Vivarelli, deviata doppia, poi cerca anche lui la porta, Cosentino. La termina fuori. Anzi no, Pirrone, chiedo scusa, è Pirrone con la maglia numero 3. Ci ha provato lui. La Fiora apparecchia per una conclusione di Vivarelli solo pensata però. Chinnici, Nicchia, poi in mezzo a 2, Nicchia mette il pallone in mezzo, però era già fuori e dunque rimessa per il Club Olimpia quando mancano 10 secondi, poi conosceremo probabilmente anche l'entità del recupero. Poi Pirrone getta il pallone lontano, non l'ha giocata benissimo qua. Rientra ancora la Fiora. 4 minuti dunque quelli che ci separano dal triplice fischio. Poi la Fiora per Vivarelli, ancora una volta la Fiora apparecchia per Gennaro, fa una finta di troppo probabilmente, poteva anche calciare. Poi la Fiora di potenza, Nicchia! La palla in porta, 8-6 quando mancano 3 e mezzo. Del giallo sia per Longo sia per Gennaro. Adesso c'è veramente soltanto da giocare.
con Necalì nuovamente in porta, mancano poco più di 3 minuti. Con mister Gentile chiama la pressione altissima, Polizzotto. Poi Varelli tocca il pallone sul passaggio di Colombo, anche la panchina poi. Recupero sul recupero, signore! Polizzotto, testa Chinnici con Aguiaro, Calì direttamente da Nicchia. Lui secondo gol nella sua avventura rosanero, anche un assist, non oggi chiaramente, ma contro il Jason. La Fiura, Chinnici, ancora la Fiura, vuoi rischiare per Vivarelli! Dove l'ha messo? Luca Vivarelli! 8-7, adesso ci credo in rosanero. Ha messa sotto l'incrocio, tripletta di Luca Vivarelli. Adesso chiamano forse il time out, vediamo. E time out dunque. C'è ancora da giocare. Però c'è ancora da giocare, crediamo 2 minuti. Mancano 2 minuti probabilmente alla fine di questo match. Vediamo se i rosanero riusciranno in questa impresa di conquistare un punto. Con i rosanero sono già in campo, carichi e non vogliono perdere altro tempo. Longo qui non poteva veramente nulla, non poteva, perché questo tiro di Vivarelli era imprendibile. Forse non l'ha neppure visto partire. Nel tempo si ritorna in campo, vediamo quanto manca, perché adesso bisogna capire, dovrebbero essere 2 minuti, però chiaramente è il direttore di gara a dare l'ultimo check. Scontro tra Gugliaro e Chinnici con Vivarelli che va fortissimo nel tentare e trova anche una deviazione, un po' fortunato qui Vivarelli. Fuori Calì, dentro ancora la Fiora, Nicchia. Poi Chinnici. C'è spazio, la Fiura. Ancora Vivarelli, 3 gol per il giovane classe 2001 che ha risposto così. Pensa anche all'errore contro il Jason. La Fiura per Vivarelli, finta. Questa non lo riprova, Chinnici, ancora Vivarelli, cerca lo spiraglio. Poi la Fiura, ancora Vivarelli, cerca l'invocata ma sbaglia Gugliaro, poi rimane lì. Poi il tiro libero, fallo di la Fiura. Adesso può veramente chiuderla. Adesso a Gugliaro a battere contro Calè. Può realmente chiudere la partita nonostante i tanti gol di vantaggio. Ma Gugliaro ancora Calè come prima. Calcio d'angolo quindi, palla in difesa con Polizzotto, volano dribbling, Gennaro, poi non ed è tiro libero anche per il rosanero, fallo di Polizzotto e Vivarelli si è preso questa palla. Sui piedi di Vivarelli la possibilità di guadagnare un punto. Fischi per Vivarelli che ne ha già fatti 3 oggi. Ma Vivarelli con il risultato di 8-7 dunque. Vittoria per il Club Olimpia che fa un grandissimo match e vince contro i rosanero che si sono arresi nonostante i 7 gol agli 8 subiti e adesso si fermano dunque dopo 2 vittorie consecutive.
Nel frattempo noi, come sempre, vi ringraziamo per averci tenuto compagnia qui da Marco Genduso di Sportisi, è tutto. Vi ringrazio come sempre, nuovamente. Alla prossima!